Allora, sono molto felice di avere il nostro hot corner, Carlo Sigliotto. Posso dire un'eccellenza italiana? Non lo so, Vabbè, dai, se lo dico io. se lo dici tu. Esatto, tu poi se lo dici. Boh. Allora, Carlo Sigliotto perché la festa del cinema di Roma con un signore di nome Oliver Stone, per cui ha scritto la colonna sonora del suo nuovo documentario. Raccontaci un po'. Dunque, questo diciamo è una lunga intervista, una lunga chiacchierata tra Oliver Stone e Nursultan Nazarbayev, che è il primo presidente del Kazakistan, Esatto. che vuol dire che è il primo presidente dopo il crollo dell'Unione Sovietica, cioè quello che ha ricostruito il Kazakistan tutto. dalle ceneri dell'Unione Esatto. Sovietica, che aveva fatto gli esperimenti nucleari, che aveva sfruttato l'uranio, che aveva impedito ai kazaki di parlare il kazako, che aveva tenuto sotto i piedi la cultura intera kazaka, la musica. C'era un'oppressione di fatto. È proprio. stata un'oppressione Tra l'altro, seria. scusa Carlo, questo film di Oliver Stone, questo documentario fa parte delle lunghe, no? Ha fatto Fidel, Sì, Oliver questo Stone, diciamo la regia è di Igor Lopotanok, che si è occupato di tutto, però la scrittura, l'intervista e la produzione di Oliver Stone, insomma. che è stato lui a contattarti per scrivere le musiche, come ci sei arrivato? Guarda, è stata una coincidenza di tutti e due. Intanto io avevo i titoli per fare un lavoro in Kazakistan perché tu c'hai un rapporto. ho fatto questo film che si chiama Nomad Certo, nel 2007 e poi ho prodotto un documentario sulla musica kazaka. Quindi c'hai il pedigree, era inattaccabile. avevo le credenziali, diciamo. Poi una sera a casa di Oliver a Los Angeles, con Oliver ci siamo cominciati a frequentare dopo il Festival di Taormina del 2019, dove lui era il presidente della giuria e io ero in giuria, e lì ci eravamo già conosciuti a Los Angeles, però lì ci siamo cominciati a frequentare di più. E quindi a un certo punto Igor, quella sera lì del compleanno di Oliver, mi ha proposto questo lavoro qua. Io gli ho chiesto di vedere tutte le puntate, perché c'è sia il film, che è quello che abbiamo visto stasera, che 8 episodi invece più esaustivi, maggiore approfondimento, insomma, di tutta la storia. Così la leggenda dice che Igor dice che Oliver lo ha chiamato per dire: io penso che Carlo sia il musicista adatto a fare questo lavoro, e Igor gli ha detto gli ho appena mandato il contratto, cioè lui mi aveva già assunto, ok. quindi erano tutti e due sulla stessa lunghezza d'onda. tutti e due sulla stessa lunghezza d'onda, e quindi è stato da questo punto di vista molto semplice il tutto, perché è naturale. Tra l'altro Igor mi ha lasciato liberissimo, proprio mi ha detto: fai tu. Ma tu, scusa, per la colonna sonora hai scelto una strumentazione, quindi... Dunque, io per la colonna sonora Igor mi ha detto che avevo a disposizione l'orchestra del Teatro dell'Opera di Astana, della capitale del Kazakistan, che adesso si chiama Nursultan, e che avrei pure avuto tutti i musicisti degli strumenti tradizionali che avevo già usato per il film Nomad, e che avevo poi anche riregistrato per il mio documentario sulla musica. Quindi di fatto hai ripreso anche il lavoro che Sì, hai fatto, sì, ho ripreso i fili di una cosa che già era partita. Ma Oliver Stone com'è poi? È difficile, perché poi c'è la leggenda di Ennio Morricone con gli scontri che aveva avuto. No, ma ne abbiamo parlato tanto di quella storia su YouTube, no? C'è questa leggenda. Ma invece, c'è stato uno scontro iniziale, mi ha detto Oliver, perché Ennio voleva fare le musiche senza vedere il film, oppure gli voleva mandare già delle cose prima. Oliver era rimasto strano, poi Oliver voleva una roba, mi ha detto una volta, più cartonesca, più fumettistica, sì, quasi, però poi Ennio gli ha mandato le cose, andavano benissimo. Vabbè, ovviamente. Quindi Oliver c'ha una grande stima del lavoro di Ennio, ovviamente. No, ma certo, diciamo che poi erano due bei, cioè, sì, insomma, sono persone giustamente come si racconta di Ennio e Tarantino. Ennio ha mandato a quel paese Tarantino 18 volte, certo, dopo eppure Tarantino dice, capito? Esatto. Senti Carlo, il tuo percorso, no, è molto particolare e vario, insomma adesso vivi a Los Angeles, hai avuto una nomination anche
ai Golden Globe. Guardandoti indietro, che effetto ti fa, insomma, la tua strada, insomma? La mia strada... Avresti mai detto di aver... La mia strada è la mia strada, cioè io sono convinto che ognuno di noi sta dove vuole stare, cioè ognuno di noi privilegiati, certo, quelli che possono coloro scegliere. quelli che possono scegliere stanno dove hanno voluto stare. Qualche volta tu pensi avrei potuto fare così invece di così, però poi alla fine hai fatto così. E adesso stai qua, quindi perché hai fatto così? Perché hai fatto sei così? Figlio delle tue scelte. E quindi però tu sei figlio delle tue scelte, però alla fine la tua felicità è data dalle tue scelte, quindi ci può essere qualche regret, ma non vale la pena nemmeno di stare, ma no, perché io mi ritengo una persona molto fortunata, insomma, molto. Ma chi è il tuo compositore preferito? Quello da cui hai imparato di più, non necessariamente che hai conosciuto? Ma guarda, io che ho imparato di più, io ho analizzato la musica da sempre, no? Cioè, però quando ero, diciamo, ragazzo e ragazzino, io andavo a vedere i film di Fellini per sentire anche la musica di Nino Rota, andavo a vedere i film di Hitchcock per sentire Bernard Herrmann e dopo ovviamente i film di Sergio Leone, perché proprio lì era che si è inventato stavolta, capito? Perché quando abbiamo sentito il primo Scacciapensieri su un film western, insomma è stata un'epifania, e così, però ci sono cose che uno ascolta qui e lì. La musica poi che a me mi ispira di più in generale è la musica che mi sorprende, cioè la musica di cui non conosco le regole, di cui non conosco i codici. Quindi anche il timbro che il ti timbro, sorprende. e questo per quello che tutta la musica tradizionale del mondo mi ha sempre affascinato. La mia carriera è cominciata andando a cercare musica nel Lazio o dietro a Sandro Portelli, al Nuovo Canzoniere Italiano, che poi riproponevamo, capito? E quindi insomma ho un rapporto con la musica tradizionale dei popoli da sempre, che non mi piace chiamare etnica perché è un termine che non mi appartiene. Esatto. Che anche perché poi si dice è tutto etnico, no, anche il rock è etnica, allora, anche il blues è ma allora se noi chiamiamo etnica la musica dell'India, gli indiani devono chiamare etnico Beethoven perché non appartiene a quei codici compositivi. Quindi è una grande stupidaggine che è sempre figlia della supremazia occidentale e del white supremacy. Quindi è chiaro. Senti Carlo, l'Italia ha una delle tradizioni a livello di compositori di colonne sonore più grandi del mondo, no? Pensate da Lavagnino, si cita sempre Morricone, Lavagnino, Umiliani, Piccioni, Rota, Trovaioli, Carlo Rustichelli. Potremmo stare qui a... Savina, sono enormi. Tantissimi. Perché però noi italiani non riusciamo cioè è più facile che poi viene un Tarantino e infila magari un pezzo di Frizio, di Bacalov nelle sue, ma noi non riusciamo a celebrarci tanto da questo punto di vista? Ma guarda, questo non te lo so dire perché appunto vivendo la stragrande maggioranza del mio tempo a Los Angeles non sono proprio addentro di queste cose qui, però diciamo tra i miei colleghi, perlomeno quelli che io conosco, italiani, altro che se celebriamo i maestri del passato, insomma. No, quelli del passato sì. Sì, quelli del passato. Quelli del presente, il problema è che... c'è meno attenzione però per la musica. No, non c'è attenzione per niente, è una cosa diversa. Se ti ricordi, proprio Ennio Morricone pubblicò un articolo quando la RAI italiana gli offrì 10.000 euro di compenso per fare le musiche di non mi ricordo quale sceneggiato. A quel punto lì Ennio disse: non lavorerò mai più con la RAI in vita mia, ma non perché Ennio ha fatto film gratuitamente perché gli piaceva e perché erano progetti indipendenti dove lui sapeva non ci fossero soldi, ma un maestro come lui, essendo trattato in quel modo lì già nella sua ottantina, diciamo, capisci bene. Solo per il problema da noi è nato, io sono convinto, e di questo non sono stato un direttissimo testimone, ma un diretto testimone, perché ho avuto agio di conoscere molti dei maestri che ci hanno preceduto,
è successo quando gli editori musicali sono subentrati alle produzioni, perché cos'è successo? Certo. Una volta la musica era parte organica del progetto della produzione ed era pagata dalla produzione, volevano dire che io faccio questo, voglio Carlo Rustichelli, quanto costa? Quello che costa, io voglio Carlo Rustichelli, entrava nelle cose di produzione, tagliavano un po' i costumi, tagliavano qui e si faceva la musica con Carlo Rustichelli. Questa cosa qui è smesso di succedere quando gli editori musicali hanno detto non ti preoccupare, la copro io la musica. E quando poi, competendo tra di loro, hanno cominciato a dire alle produzioni no, non vi faccio più spendere una lira, faccio tutto io, copro tutto 100%, a quel punto lì però poi sono stati loro ad abbassare gli standard, sono stati loro ad abbassare, ma abbassare gli standard non vuol dire che pagare poco il compositore, quindi si abbassa la qualità perché il compositore è tirchio e dà poco, no, tutto, l'orchestra, il tempo dedicato, i soldi, sì, l'attenzione, i servizi, giorni di studio, i servizi, studio, cioè sì, la differenza di lavorare per come c'ho io, perché negli ultimi anni non ho lavorato tanto in Italia perché ho lavorato di più da quell'altra parte, insomma, però ho lavorato fino a poco tempo fa con Ricky Tognazzi, con Maurizio Nichetti, quindi però io mi ricordo che ogni volta che arrivava una telefonata dall'editore musicale o dalla produzione era per un problema, ogni volta che tu lavori da qualche altra parte, Messico, Colombia, Stati Uniti d'America, Francia, Germania, ti arriva una telefonata per migliorare la tua prestazione, quindi questo è stato veramente una cosa che prima ha vinto il dio denaro e poi però quando vince il dio denaro c'è sempre qualcuno che ne vuole accumulare un po' troppo e lo sacrifica e sacrifica la qualità in funzione dell'accumulazione. Insomma. Senti, l'ultima domanda, Carlo, qual è la tua colonna sonora di quelle che hai scritto tu che ami di più? Ma guarda, sei legato? Sono legato a varie perché varie colonne sonore, diverse colonne sonore hanno segnato diversi momenti della mia vita musicale, della mia vita anche proprio della mia vita personale, sì, e quindi anche della mia vita geografica, di dove stavo, di dove mi muovevo, di dove andavo, quindi non ce n'è una in particolare, ce ne sono tante. Dai, ce ne tre. Tre che ti posso dire. La prima è forse che mi viene in mente, è un lavoro televisivo che si chiamava Mino. Mino il piccolo alpino. Il piccolo alpino con Gianfranco Albano. Ecco, perché quella colonna sonora lì è stata la prima volta che io ho potuto fare un'orchestra con un respiro grande, eccetera, eccetera. 86, se non sbaglio. Sì, una cosa del genere. Accidenti, bravo. Poi sicuramente l'una e l'altra di Maurizio Nichetti, con cui poi hai fatto un esatto, perché è una colonna proprio che mi apparteneva, proprio era una storia che mi era entrata dentro in una maniera incredibile. La corsa dell'innocente di Carlo Carlei, che è il film che mi ha portato in America, bontà sua. La nomination al Golden Globe, anche quella per la nomination al Golden Globe. Il film è la nomination al Golden Globe, quella mia per la nomination della musica al Golden Globe è stato Nomad, il film kazako nel 2007, che è un altro di quelle, un'altra è The Punisher con John Travolta e Thomas Jane, che è stato quello che proprio mi ha stabilito di più in America. Di altre, e poi ultimamente devo dire La misma luna, che è un film messicano di Patricia Regan, che è quello che ha aperto proprio le porte dei cinema alle audience latine in America, e poi No se aceptan devoluciones in spagnolo, oppure Instructions Not Included di Eugenio Derbez, che è un altro film che proprio è diventato il maggiore successo di un film parlato in spagnolo di tutti i tempi negli Stati Uniti, il primo film come incassi di tutti i tempi in Messico e il quarto film straniero di tutti i tempi in America. Quindi, ma non per quello, perché è un capolavoro, perché è un film bellissimo con un cuore enorme. Poi naturalmente gli ultimi lavori che fai sono sempre più belli. Quest'inverno, durante il Covid, ho fatto anche un altro film
prima di fare questo Kazakh, che è un film messicano molto bello, si chiama Quando sea joven, e uscirà credo sotto Natale, non so in Italia, però Stati Uniti e Messico sicuramente sotto Natale. E mi sono sicuramente dimenticato altre cose mie alle quali tengo molto, insomma. Vabbè, comunque è una riscoperta enorme. Sì. Carlo Stigliotto, Lot Corner, grazie Carlo. Grazie a te, grazie a te.